Ci sono spesso degli appelli legati a delle singole persone o addirittura bambini, però Admo non guarda, diciamo, in faccia il singolo, la singola persona. Diciamo che Atmo si affeziona e queste piccole casi sono magari una goccia in mezzo al mare, perché oggi ad esempio sono più di 1800 le persone che aspettano un gemello genetico, però quando avvengono questi eventi particolari ci affezioniamo a questa persona, la seguiamo in maniera particolare e la ringraziamo, perché la sensibilizzazione che riusciamo a fare su un caso specifico aiuta in realtà tante altre persone, quindi quando avvengono cerchiamo sempre di non attirare morbosamente un'attenzione, ma di divulgare ancora più in maniera corale possibile per attirare più persone possibili. È proprio previsto che non si possa entrare nel registro per una persona sola, ci si mette a disposizione per tutte le persone che possano essere compatibili. E per fare sensibilizzazione utilizzate anche dei testimonial, delle persone di valore o comunque di successo. Sì, per fortuna ci sono persone nel mondo dello sport, persone nel mondo anche magari del VIP, diciamo così, che accolgono il nostro messaggio, si tipizzano, quindi diventano donatori e poi ci aiutano a divulgare e a fare un po' più notizia. Oggi come oggi stiamo cercando tantissimo di andare molto sul mondo social, quindi magari youtuber o blogger importanti, e i testimonial di Admo sono veramente tanti, magari alcuni un po' più datati, perché ripeto, l'associazione esiste in Italia da 30 anni, però questa amicizia che continua per noi è benzina, insomma, quindi è assolutamente importante. Adesso ovviamente è stato tutto stoppato causa Covid, quindi bisogna ripensare anche agli eventi. Sì, purtroppo ci siamo fermati, ci sono mancate tantissimo le scuole, ad esempio, ci sono mancate le uscite nel mondo sportivo, nelle associazioni dei vari sport, però ci stiamo reinventando, la federazione si sta reinventando con webinar, con sessioni digitali sulle piattaforme digitali e speriamo di ripartire. Adesso l'evento più grosso per noi era il Match It Now, questa giornata dedicata alla tipizzazione in piazza. Quest'anno la vivremo un po' diversa, sarà un evento digitale, ci metteremo alla prova, il dono deve evolvere con i tempi. Il bello è che durante il lockdown sono comunque avvenute 80 donazioni effettive in Italia, quindi il dono non si è mai fermato, la sensibilizzazione in qualche modo è sempre arrivata e soprattutto abbiamo sempre ricordato che i centri trasfusionali erano disponibili in totale sicurezza per tutti i donatori, non solo di midollo osseo, ma anche di sangue, di plasma e di piastrine, per cui l'abbiamo sempre detto, l'hashtag era il dono non si ferma, è sempre in totale sicurezza, insomma. A proposito di dono, ci sono dei numeri relativi appunto alle donazioni nell'ultimo periodo? Siamo felicissimi perché noi appunto, anche noi nel nostro piccolo abbiamo avuto 3 donazioni effettive, un ragazzo e 2 ragazze, e quindi insomma pur nella difficoltà, nei numeri che un pochettino sono rallentati, l'anno scorso siamo riusciti a fare 1000 tipizzazioni in un anno, quest'anno i numeri sono nettamente inferiori per ovvi motivi, però comunque abbiamo già 3 donazioni effettive. Questo ci rincuora e speriamo che nella seconda parte dell'anno poter aumentare anche i numeri delle tipizzazioni.